fatto che ho fatto una persona che conosco benissimo, ma anche io sono stata sorpresa e vi spiego ciò che si è passato. L'ho chiamato un regalo di Avada. Una famiglia di pastori campava in uno di questi paesi grossi in due corpi buoni nella ringuaccio per un bene a miseria. Poi era in canna, uovo, Pietro Giovanni, a mamma, Memetta e i figlioli, maschi e femmina, Antonio e Paola, erano rimini in un isolotto ostilità creato dagli stessi e di noi dall'altra reazione. Nessuno ni buiave che pariano nati con peccato mortale addosso. Non passava una giornata senza gumerie, un giorno senza che non si dassero quei paesani andandosi a mettergli le mani addosso. Morti non se ne contavano anche per miracolo, di quei miracoli che lo faceva il Signore, ma tutti avevano tremalosse dall'apprensione. A contrada n'aia o capiena stagliante i valco. Le sue cattive maniere alimentavano le conversazioni, ogni giorno arrecando un dramma nuovo. Non parlavano le stemme alte voci quando riscontravano i suoi nemici. Ma quali erano stati questi nemici? Un paese sano, a conto suo. Questa imprecazione ne facevano approfittare le creature in corpo e mamme. Tanto in corsica l'astruzione era scarsa, si temeva essere nucciati. Stava ora un malocchio, a iettadura, staccavano anche più i pastori dall'altra abitanti. Si mormorava che Paola, la viola, utilizzava i boeri occulti magici. Ognuno vedeva che non era mica normale, che la stigia ebbe all'altre onne. In luoghi ristretti uvora in norma e messo ad arte, a differenza non è accettata. I membri di sua famiglia si sono trovati trattati pestiferi, di leprosi, come quegli scontri da Gesù Cristo. Uomo di 95 anni, e vi parlo di persone vere, era stato ladro, sempre pronto a mettersi sotto la veste un porchetto rubato in qualche porcile. E così che la roba in casa sua non mancava e si ronzicava per poi pigliare forza avanti le faccende. Certi forestieri, dopo averci mangiato una volta scrocchiati, se ne lavavano la bocca criticando un lozzo che imbaia a sa casa. O quanti negati correndo e giocando se stanze con un franchigliaccio giocoso. Tutto ciò che nasceva aumentava a smalare. Di quei figlioli abituati al lavoro era la femmina, Paola, fermata via. Non aveva mai lampato un occhio non un uomo. Questo è una variante che cercava di capire perché una fatta per la vita tribulava a mezzo all'animale in davanga. A sua solitudine faceva parlare, ma non ce n'era manco una aveva il coraggio di portarli a serenata per pigliarla come moglie. A ricompensa sarebbe stata di sicuro un bel gatino pieno di bisci in capo. Antonio, fratello, bambuscione, sempre a correre per le cantine, imbriagandosi da un capo all'altro, era gorgio come i guai. Lasciata la moglie, tralasciato i figlioli, era Paola, la sorella, addio di mamma e babà, sti boi residelli, solo con un penso in una sua sorte meschina. Chiamata Vaccagliola, un cui aveva animo fuori di sti nipoti e di esovestie, ciò che faceva scaccare i paesani in tradelli. Peccato che non si possa mettere i deli in letto. Non sarà l'ora a dargli fastidio e la stessa si lava ogni morte di vescovo, puzza come un'arca. Dice era brutta, i capelli lunghi e grassi, larghi o saguta, pari una volta. A sua forza d'Ercole gli permetteva di portare un ballotto di vano a ogni raccio quanto a mangiare un figo. E poi correre le macchie di una desone, giusto per recuperare una monza barsa o altre missioni di simile importanza. Il suo pensiero fa crescere la soccia e soprattutto per chi non sa rubi usoio. I cacciatori, i primi accusati di Don Baisovacche, vegliano regolarmente un 10 gendarmi in paese per constatare malfatte predese.
Da tanto che l'era canida, s'arrizzava la notte a un minimo rumore, impensierita ad un manilesto di quelli, subito pronta a guantarsi all'occhio, un bedeluccio e ficcarsi in bittura. Si mandava saiante come una vogliava un travaglio in bruttarino di forza così rozzo, invece che goe a sobace in faccende femminile, a sorrida, a si passava da merda. Cagati i vaccini, quella di iaialine, di goni, di cavalli sul mare, coniglioli, e un quasi a merda in mulizzone, poca bezza pulire a sua casa. Giungia a soia in una materia organica, contenta di garcigliare su un puzzolente, piuttosto che di spassigliare in tacchetti piazza Santo Nicolò in Bastiglia. Vestito non ne ha mai messo. Portava si pantaloni, braghe chiude strappate, recuperate da qualche parente sul lato. Ieri erano vecchie. Un giorno è accaduta una disgrazia. Paola inciampa non una zappa o suo giardino sempre in cumbuio e fa la lunga tirata una vecchia udulendo. Oh ma, aiuto, sono morto. Venite a salvarmi, portami a mozzonca, mi pare stronca. Quelli sordi un resigano di portare sul corso, un balia mudià. A forza i brioni e quei paesani che si affaccano a Belgio che si basta. Un pugliano va in meno, non si lascia soffrire così ma con cane. Paola, più brusola che d'abitudine, si duce a andare in un concime piangendo e gestimando. A si piano da parecchi, non stanno ad aula, visto che la besa quanto un boie, e a si striscinano in casa dove avete chiamato l'autore. Appena non ta porta a casa, si vogliono qui di agacciola. Un suo dottore si mette un mandile non ta oca e un naso in da usiso. Banda stanza dove la piace Paola e lì un modo di spogliarsi per bere a soiomba. Paola ricusa. Oh, mi sa mai mostrato un uomo, è una vera gioia, ma cos'è le meglio? L'autore si mette in sacca. Oh, fatela finita, un aiuta per perdere soprattutto chi manco aria qui, povero di me. Paola toglie i sobani per forza per amore, in tutta molta rabbia che la perde, senza volerla, un calzonetto. Si trova andando nua. Vergognosa, paroso sesso, l'occhi scemi, come un animale o dall'ozzo. L'autore abituato a bene tutte le mamme si rende conto che qui c'è qualcosa, non è mica cattolico. Capisce allora ciò che stava mia tenuto ghiatto i poi 50 anni. Scopre uso segreto, considerato da egli come una dacca odiosa, l'infamia scritta in a carne d'un isoi. Paola è maschio femmina. Solo il tuo autore conosceva la verità, ma sapeva tenuta ancora e se n'era molto senza mai balisarla. E linguaggi arrudati hanno detto a soia invece. Per elle, sopra il ego di Paola, alla nascita, una infante si era trasformata in madrina malvicente per offrire una vita di guai e di tormenti.